Appello alla Lega dai comitati per il referendum sulla separazione, preoccupati per le insistenti voci di un presunto patto occulto tra il sindaco veneziano Luigi Brugnaro e il vicegovernatore Gianluca Forcolin. A Venezia il Carroccio tornerebbe fedelmente a sostenere il primo cittadino, mentre a San Donà di Piave Brugnaro darebbe vita a una lista fucsia per sostenere il prossimo candidato leghista alle comunali. Sarebbe veramente un patto scellerato contro, voglio dire, anche lo stesso DNA e lo spirito della Lega, che è quello dell'autonomia e del rispetto delle iniziative popolari, tanto più insomma in senso federale e di autonomia. Quindi se dovesse essere diversamente vuol dire che insomma assisteremo al peggio della politica, insomma qualcosa di veramente disgustoso. Mi auguro che non sia così. A preoccupare i separatisti l'ipotesi che dell'accordo faccia parte una resa della Lega sul tema del referendum, attualmente la principale ragione di attrito interno alla maggioranza. Io credo che la Lega stia facendo una brutta figura a Venezia e non mi vergogno a dirlo, perché voglio dire dovrebbe coerentemente lasciare la maggioranza o comunque fare pressioni affinché insomma il referendum venga celebrato. Questo era il programma elettorale della Lega, ricorda l'avvocato Marco Sitran, ma negli ultimi tempi le posizioni degli esponenti veneziani del Carroccio sono state tutt'altro che chiare. La Lega in questo momento non sta governando, anche perché insomma gli attuali vice sindaco e l'assessore che c'è sono praticamente fucsia, come anche lo stesso Giusto mi pare che sia un po' incantato dal nostro sindaco. L'appello è agli esponenti della Lega Nord in regione perché garantiscano come promesso il voto popolare sulla separazione. Il resto, spiegano dai comitati, sono questioni politiche che non ci riguardano. Lo stesso Salvini è a conoscenza dei fatti, della situazione e credo che sia preoccupato di questo flirt tra la Lega di Venezia e Brugnaro, che ovviamente non fa fare bella figura al partito.